Buongiorno Renzo, come stai? Buongiorno professor Maggi. Io sono felice di vederla sempre nella terrazza. In piazza del nostro amico Paolo Marani. Adria è la capitale non solo del Basso Polese, ma anche di tutta l'area. Dovrebbe battere Chioggia, però insomma Chioggia è più dinamica, più... Vabbè, siccome abbiamo misurato prima col metro, siamo a 1,24 m, io direi che ci possiamo tirare via anche le mascherine. Siamo nei parametri. Limiti, siamo nei parametri della norma, che diventa sempre più stringente. Sì, sai di cosa ti volevo chiedere qualcosa? Professor Maggi a sua disposizione. Il nuovo DPCM. Il nuovo DPCM, che non è una brutta parola. Sì, oggi è giovedì. Non vorrei che domani ce ne sia un altro nuovo, perché c'è un DPCM ogni giorno e questo forse non è una cosa positiva, nel senso che... Però non è una brutta parola, è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ma prima di tutto, questo decreto è una cosa straordinaria o viene usato spesso? No, per questioni di ordine sanitario, cioè in realtà viene usato spesso, ma viene usato in modo eccezionale adesso per i motivi sanitari. Ma prima del Covid quante volte è stato usato? Quasi mai usato il DPCM, cioè ci sono tantissimi DPCM che riguardano settori specifici, questo è erga omnes, cioè riguarda tutti, questo è diventato famoso. Vuol dire che il Presidente del Consiglio può... Sì. Cioè, che differenza è rispetto a un altro provvedimento? Questi DPCM hanno la possibilità di avere questa forza normativa, soprattutto perché a monte, cioè da gennaio di quest'anno, se ti ricordi, è stata gennaio-febbraio di quest'anno, è stata dichiarata l'emergenza sanitaria. Per questo, in forza di quella legge di emergenza, adesso i DPCM sono costituzionalmente si reggono, perché altrimenti uno dice, si alza la mattina il Presidente del Consiglio, fa un DPCM e decide, non è proprio così, insomma. DPCM, l'ultimo, perlomeno l'ultimo fino ad oggi, ha fatto molto scalpore il fatto di dare la facoltà ai sindaci di intervenire anche abbassando le libertà che l'ultimo DPCM può dare. Secondo te è cosa buona e giusta? È cosa buona e giusta e fatta con zucca, mi spiego, cioè spiego perché ho questa opinione. Che il governo centrale sia in grado di definire in base alle difficoltà tutte le situazioni italiane è impossibile. Quindi il DPCM prevede che ci sia una leale collaborazione fra Stato, Regione e Comuni, quindi è ovvio che Comuni e Regione prendono il provvedimento con le dovute garanzie di natura sanitaria, quindi è un modo per coinvolgere che non sia tutto imposto dall'alto. D'altronde, per fare un esempio non della Regione Veneto ma di De Luca aveva anticipato che se la situazione si fosse aggravata la Regione Campania sarebbe stata quella che per prima, non avendo le strutture sanitarie del Veneto, della Lombardia, avrebbe usato e quindi ha chiesto i poteri per poterlo fare, il governo gli ha dato. D'altronde sai, è sempre meglio collaborare sulle cose piuttosto che... Sì, ma perché i sindaci, l'ANCI si è rivolta contro, dicendo che è uno scaricabarile, però è stato trasversale, non è che solo una parte politica... Hanno detto è scaricabarile, sì, ma chi prende il provvedimento? Il sindaco da solo, lo prende insieme alla regione e lo prende dopo le indicazioni sanitarie. Il problema è che da noi prima si parla e poi si pensa. Questa è una cosa che capita sempre, intanto protesto, dopo vedo, in realtà... Io penso che sì, lo scaricabarile che era molto più facile aspettare il provvedimento per criticarlo, ma io penso che sulla questione della salute dovremmo, forse adesso emergono le stupidaggini dei tagli ai posti letto che in ogni regione e in ogni governo più o meno locale si sono fatti, quindi comunque bisogna affermare questa e io ritengo che bene, forse non c'era bisogno di fare tutta questa ridondanza sui giornali, ma siccome i ragazzi erano i più restii a farlo,
ha fatto bene Fedez a dire ragazzi mettetevi la mascherina. Fra lui e sua moglie hanno 30 milioni di Lo so, follower. questo 30 decisamente sono milioni. stati bravi. Però chiudo, visto che hai parlato di Fedez e parlato dei giovani, siccome poi il bloccare o perlomeno cercare di frenare dopo le 18 la famosa Movida, partendo dal presupposto che la Movida di Milano non è uguale alla Movida di Occa Marina, quindi, sì, quindi magari forse bisognava anche lì Ma farlo infatti a Milano, chirurgicamente. però a Milano fanno il coso, a Milano c'è già il coprifuoco, cosa che a Occa Zona Marina non è che... Sicuramente. Però mica non viene nessuno non è che il problema più grosso dell'espandersi in maniera esponenziale non è sui giovani, sull'aggregazione, lo dimostra la scuola ha un bassissimo tasso di persone positive, ma sono i trasporti che non si è fatto niente o per lo smetto si è fatto molto poco. È un po' tutto. E io vedo più i trasporti come una delle cause Ma principali. i giovani si muovono attraverso i trasporti, il problema Ma non qual solo è? i giovani, anche, Sì, anche gli altri. Sì, diciamo che gli altri si muovono nelle grandi città, nelle città ad alta intensità, però mi viene da sorridere su una cosa. Se Rumor avesse chiamato Raffaella Carrà per propagandare una cosa a favore della salute degli italiani, sicuramente qualcuno avrebbe criticato, però Raffaella Carrà la guardavano tra 50 milioni di persone. è stato intelligente Ma Conte. perché i ragazzi non guardano il TG, i ragazzi la maggior parte ascolta, vede, segue. No, però ti ho detto, c'è nella nostra settore. generazione la paura che il contagio arrivi dai giovani. Siccome ogni volta i giovani vogliamo sempre aggregarli, poi dopo ogni volta li Ma il contagio arriva colpevolizzare. da tutti. Sì. Esatto, quindi secondo me più che dall'aggregazione dei giovani e dalle movide varie arriva secondo me di più dai trasporti che sono inadeguati. Tu in questo prima momento. hai fatto un gesto, mi permetto di dire, perfetto per il momento. Ho misurato, quindi mascherina, distanziamento, un minimo di distanziamento sociale e a lavarsi le mani, cosa che ho appena fatto nel bar, appena si arriva, queste sono le normali prudenze che tengono lontano il virus. Poi se durante l'estate non l'ha fatto nessuno, adesso in molti non lo fanno, bastano pochi perché alla fine sono numeri piccoli e che coinvolgono purtroppo una popolazione. Allora, aspettando che il nostro amico Paolo ci porti l'aperitivo che ci meritiamo, sì. e poi ci spiegherà tutto quello che ha fatto, Sì. io direi di fare una piccola pausa, mi vado a lavare le mani e non solo. Sì. Fa le abluzioni previste dal DPCM, del buonsenso. Dai migliaia di DPCM che sono stati fatti fino adesso. Allora, siccome poi noi ci vediamo domani per un altro passaggio, mi devo ricordare che domani ti racconto un episodio che riguarda la peste ai tempi del Manzoni, molto analogo, istruttivo, significativo per questo periodo. E salutiamo i nostri. Al volo. Scusa. Secondo te quando è che ritorneremo a un minimo di normalità? A primavera inoltrata. Ah sì? E nel frattempo l'economia ne parliamo domani? No, l'economia, cioè alcune economie andranno in difficoltà, e quella della ristorazione, però Dello spettacolo, soprattutto dello spettacolo, perché però se si tiene duro poi ci sarà la rinascita. Il problema è che fino a quando il vaccino non sarà distribuito a tutti, intanto bisogna trovarlo e non sarà considerato, non sarà massiccio, è un problema. Parliamo domani. Grazie, arrivederci, buona giornata.